l'acqua per l'agricoltura e l'acqua per il cibo non è da mettere assieme alle altre categorie di acqua, e quindi inoltre l'agricoltura la usa e immediatamente la restituisce in falda, che non è comune per tutti. Vabbè, qualcuno dice che la restituisce corretta, diciamo, può essere anche giusto, però la restituisce quando tu irrigui, tu non prendi niente all'ambiente, tu la prendi e la rimetti nella falda, e quindi insomma sono discorsi da vedere in maniera un po' più generale. Comunque cercherò di essere, io vi parlo di clima dal punto di vista numerico, come abbiamo visto dalle industries, cioè da chi ci lavora col clima e che non ha tempo per le storie, le opinioni, eccetera eccetera, che ha bisogno di numeri per fare delle operazioni. Quindi c'è un nuovo clima, sì che c'è. Questo è Davos, l'incontro annuale di Davos, che continua a mettere nel lungo termine al primo posto il tema degli eventi estremi, e poi ne ha 4 su 8 insomma legati al clima. Questo tanto per darne un po' di ufficialità. Nello short term è passato prima il Geoeconomic Confrontation, ed avevano ragione, perché stiamo vedendo quello che sta succedendo, insomma. Le catastrofi naturali nel mondo sono aumentate, queste sono le riassicurazioni, cioè quelle che assicurano le assicurazioni, sono sui Re, Munich e qualche altra. Questi sono secondo le perdite per disastri. Cioè io oggi non vi mostrerò dati climatici, vi mostrerò dati assicurativi, quindi c'è poco da farci dei ragionamenti scientifici, che poi io non sono neanche in grado di fare. Noi guardiamo i numeri e i soldi. Queste sono le perdite assicurative nel mondo. Insomma, vedete come stanno crescendo in maniera significativa, però è un po' bassa, quindi non vorrei tutto calma, non possiamo vederla tutta la diapositiva, forse sì, no? Chi lo sa, riesci a stare bene su? No, metti schermo intero, magari. È già schermo intero. Va bene, dai, allora andiamo. No, si può regolare solo da... Sì, ecco là, vai su. Però deve mettere schermo intero. Allora vai un po' giù, perché non c'è il titolo. No, dall'altra parte. Buon, lasciamo il titolo. Quindi una prima cosa, noi vedremo oggi dati numerici di perdite economiche. Cos'è il cambiamento climatico? Il cambiamento climatico si chiama anche riscaldamento globale, global warming, adesso scrivono global heating, cioè si sta riscaldando molto, vuol dire è un aumento delle temperature, null'altro. Tutte le altre cose sono conseguenze, mari, correnti, livelli, ghiacciai, è un aumento delle temperature. Bisogna stare attenti a non perdere il focus dal parametro che noi dobbiamo seguire. I danni d'aumento delle temperature costituiscono più del 90% sia delle previsioni che di quello che sta succedendo, come vedete sulla colonna a sinistra, è legato a tutto l'aumento delle temperature. Da noi, cosa vuol dire l'aumento delle temperature da noi a casa nostra qui oggi? Vuol dire il cambio della ciclogenesi nord-atlantica, cioè non è questi temporali che arrivano dal cielo, ci arrivano dal cielo, voglio dire, arrivano, non si sa bene perché, arrivano perché il clima ha una sua dinamica una sua dinamica legata si chiama cellula di Haley, è una cellula, è la macchinetta che fa il nostro clima qui, si trova tra gli equatori tropici, è formata dalle correnti a getto, che sono quelle che quando la mattina aereo che fa vibrare quando siete a 10.000 metri, e poi dagli oceani, il calore trasportato dagli oceani causano questo rimescolamento che viene chiamato cellula di Haley. Questa cellula di Haley è cresciuta moltissimo e quindi sta dando luogo a, mentre prima veniva sull'anticiclone delle Azzorre col suo motorino, col suo ciao, adesso arriva col Suzuki, e perché c'è un geopotenziale enorme messo in movimento. Cosa vuol dire tutto questo discorso, diciamo, scientifico della cellula di Haley? Significa che l'anticiclone delle Azzorre viene scalzato a occidente e sostituito dall'anticiclone africano. Questo è quello che sta succedendo da noi, che è già iniziato, che vediamo tutti, anche quando vedete la sabbia poi sulle macchine, sui tavolini, cioè l'anticiclone delle Azzorre viene spinto da una parte
e viene sostituito da un caldo diverso che è quello di origine africana, che innesca poi tutta una serie di conseguenze come il percorso delle severe storms, cioè delle precipitazioni intense. Per quello aumentano le precipitazioni intense, anche se noi non dobbiamo dimenticare che è sempre la temperatura che vale, e questo è quello che sta succedendo in grande sintesi, però per non far confusione nelle cose, insomma. Quindi c'è un nuovo clima, c'è anche un nuovo mondo al di là di essere, cioè questi cambiamenti climatici cambiano tutto il mondo. Per un esempio, il classico, il Polo Nord da qui a fine secolo, per un anno l'estate sarà senza ghiacci, per un anno, poi l'inverno li avrà di nuovo. E quindi noi ci troviamo nella geopolitica, no? Qui abbiamo le rotte, il passaggio a nord-est dei russi, qui abbiamo la strada come per gli americani, e qui c'è il tema della Groenlandia che avete sentito da Trump, e qui chi sono questi qua in mezzo? Questi qua sono i cinesi che hanno inserito l'anno scorso hanno inserito nella loro Costituzione il fatto che il Polo Nord è un'area di interesse strategico cinese. Voi direte perché lo hanno fatto? Eccolo qua. Cioè loro scrivono nella Costituzione: il Polo Nord è un'area di questo Polo Nord, la Russia è il 53% e poi le altre cose sono un po', la Danimarca è una parte significativa, ma ecco, questo è per dire, no, l'interesse che possono dare questi temi a livello generale. A livello italiano abbiamo una situazione di questi impatti che è più pesante in termini assoluti al nord e sulla dorsale tirrenica. Questo è il danno sulle infrastrutture che sono le più colpite dal cambiamento climatico. Cosa sono? Sono le infrastrutture che vengono colpite a nord nella fascia tirrenica perché ci sono i maggiori investimenti infrastrutturali del paese, aeroporti, strade, autostrade, industrie, eccetera. Quindi in termini assoluti sono un mucchio di soldi, ma se noi andiamo a guardare in termini relativi, il danno maggiore è al sud, perché ha meno infrastrutture e quindi ha un valore statistico minore, però il sud sarà colpito in maniera molto pesante, diciamo. Qui parliamo di 2050, cioè è domani, non è che siamo. Un'altra cosa è che gli scenari e tutto devono essere fatti su tempi piuttosto ragionevoli, avere anche un senso economico, altrimenti e anche un senso sociale, diciamo, altrimenti sfuggono alla comprensione e all'utilizzo. Questi impatti economici, li ho già detto prima, tutto quello che vi ho detto ricade poi nel PIL, ma qui facciamo dei numeri. No? Questo è un po' un'occhiata interessante perché dà un aumento delle temperature sulle performance a livello provinciale. Voi vedete come vi dicevo, il sud viene danneggiato, tutta la parte tirrenica viene danneggiata, al nord c'è un rimbalzo perché l'aumento delle temperature rende più accessibili a diversi usi tutte le parti più pedemontane e più alpine, con indicazione di massima, diciamo. Il tema delle infrastrutture è gravissimo perché le infrastrutture non colpiscono solo loro stesse, l'energia, i trasporti, ma le interdipendenze, cioè se manca la luce, cioè no, puoi fare anche agricoltura, non puoi fare nulla, quindi è un tema che va tenuto con grande attenzione e per fortuna il mondo infrastrutturale è molto sensibile, diciamo, a questo tema. C'è una nuova climatologia. Questo nuovo modo di leggere l'ambiente è necessario, per capirlo meglio, di leggere l'atmosfera, ha due gravi problemi. Uno è la mancanza di dati climatici di qualità, cioè la mancanza di dati climatici e la loro scarsa qualità. Questo è un problema, queste sono denunce a livello mondiale, World Bank, ONU, BCE, eccetera, nei salotti buoni, insomma, sono le cose che si dicono lì che sono vere poi tra l'altro. Noi in Italia non abbiamo fatto magari nulla, e quindi già che ci siamo non abbiamo neanche un servizio meteorologico nazionale. Noi abbiamo 20 ARPA, abbiamo l'aeronautica militare poverina che ha 200-300 stazioni anche vecchie, abbiamo qualche università, qualche consorzio bonifica, qualche utility. L'Italia non ha il servizio meteorologico nazionale, cioè l'Italia, se uno chiede a chi devo chiedere per sapere la temperatura media di oggi in Italia, devi chiamare 20 ARPA, alcune ti risponderanno, altre no, alcune ti diranno che vogliono una PEC, altre ti diranno che devi fare il primo versamento di 12 euro, per i quali spendono 500 euro muovendo in funzione, e poi alla fine, dopo 15 giorni, puoi avere un dato. Quindi noi non abbiamo
un servizio, un monitoraggio armonizzato, perché ogni ARPA usa i suoi metodi, i suoi approcci, non c'è un sistema che tu puoi dire è una somma algebrica di 20 stazioni, no, sono tutte sconnesse una dall'altra, tutte, per un motivo o per l'altro. Questo è chi dobbiamo ringraziare, purtroppo la Costituzione, perché l'articolo 117, il titolo quinto, prevede che le competenze ambientali facciano parte di una legislazione concorrente. Concorrente vuol dire regionale, ve la faccio corta. Quindi l'Italia non può fare un servizio meteorologico nazionale, a meno che non faccia questo cambio costituzionale, che non verrà mai fatto, perché nel momento in cui vedono in commissione che arriva il cambio costituzionale, in 500 vanno a cercare di appoggiarci delle altre cose, per cui la cosa non mi è fatta. C'è stato un tentativo con Italiamente, non so se l'avete sentita, Italiamente, mai sentita? Perché è meglio così, non cambia niente. Sì, non è andato da nessuna parte. Il dato, una qualità climatica e meteorologica di conoscenza climatica parte da un dato di qualità. Ecco, questo è il lavoro che facciamo noi di Radar Meteo, è un dato che deve avere alcune caratteristiche su cui oggi non voglio tirarvela lunga, però sappiate che ci sono dati e dati, che i dati devono essere presi da un sistema osservativo, cioè i dati non si può vivere di modelli tutta la vita, bisogna raccogliere i dati sui territori, che siano quindi dati veridici, che siano poi confrontati, armonizzati, validati e lavorati in un contesto di qualità, di certificazione e così via. È un processo complesso, per cui alla fine riesce ad avere poi un dato che può essere considerato anche dal mondo industriale, insomma. Tutto questo si dice rappresentativo, cioè rappresentativo vuol dire che il dato è serio ma che è anche credibile, perché non basta che ci siano tutti i timbri, deve essere creduto sia dalla parte che dalla controparte, perché questi sanno che il tuo processo passa attraverso una metadatazione articolata e così via, trasparente e open soprattutto. Sulla regione del Veneto cosa sta succedendo? Questo è l'aumento della temperatura, ma queste qua sono cose che vedrete spesso anche voi in giro, insomma, qui adesso non vedo sotto gli anni, ma questo è il trend che abbiamo di temperature, da inizio 2000 insomma l'abbiamo visto tutti. Io in quegli anni lavoravo in Paraguay, ero in Sud America, sono stato 3 anni in Sud America con l'Unione Europea per monitorare il dell'ozono, e lì faceva i 40 gradi, e quando tornavo a casa poi ce n'erano 42, e prima non era mai successo, insomma. Va bene, queste sono le anomalie di temperatura. Questi sono tutti dati assicurativi, cioè questi sono fatti in base alle richieste di dati fatti dal mondo per l'Italia. E quindi noi abbiamo 3 anni, in particolare il 2024, queste sono le anomalie, cioè la temperatura più alta delle medie di lungo periodo, cioè ne abbiamo tutti e 3 gli anni. Qui sembra meno, ma è un meno sul di più che c'era prima. Le precipitazioni, direi lasciamo perdere, c'è un campo in cui ci sono molte discussioni, le precipitazioni sono più o meno stabili, cambia la loro distribuzione come stiamo vedendo tutti, ma quello è un fatto climatico, cioè aumenta gli eventi intensi, gli eventi cosiddetti convettivi, perché sono legati ad una maggior dinamica in atmosfera, e questo è un danno grave, ma è un danno da temperatura. Queste sono le piogge, abbiamo avuto il 2024 molto piovoso, ci barcameniamo qui tra dati che sono più o meno, diciamo, i soliti della statistica, tra anni più o meno piovosi. Qui, vabbè, qui sono i dati assicurativi, qui vi ho fatto qualche esempio di situazioni sempre assicurative. Abbiamo un gelo tardivo che aumenta, questa è un po' un'anomalia, perché siccome c'è un riscaldamento, abbiamo visto che negli ultimi anni abbiamo avuto vari episodi di gelo tardivo, c'è la dinamica dietro a tutto ciò, comunque è successo anche qui, insomma. È una dinamica che è legata alla climatologia polare, la quale dipende poi dal polo sud, che serve la famosa corrente del Golfo. Siccome l'Antartide si scioglie, l'Antartide cambia la concentrazione, il pH, la temperatura della
corrente del Golfo, la quale arriva quindi al Polo Nord, dalle parti di Tromsø in Norvegia con caratteristiche diverse e fa staccare le gocce di freddo che poi partono a marzo-aprile e pian pianino a volte raggiungono le nostre latitudini. Sì, è tutto correlato. Qui abbiamo le ondate di calore, si fa presto a vedere come si è colpito soprattutto il sud, sempre quello che dicevamo prima, anche da noi, ma diciamo che al sud non molla. Questi sono tutti i dati assicurativi, vi ripeto. Vento forte, anche questo è un parametro un po' strano, vabbè. La siccità poi corrisponde ovviamente alle temperature, perché la siccità. Qui c'è una cosa interessante, la distribuzione della grandine. Voi vedete come l'alta pianura veneta, voi siete soprattutto veneti, immagino, almeno come sede di lavoro, e la grandine colpisce tutta la parte pedemontana alpina, no? E con una grossa incidenza sulla parte veneta. Questa non è una cosa anomala, perché l'area delle perturbazioni intense, che si chiamano severe storms, è esattamente quella. Su climatologia dell'Italia, del nord Italia, la fascia pedemontana è una fascia di discontinuità in cui hanno luogo le maggiori perturbazioni intense. È anche quella dove la grandine colpisce in maniera più significativa, il resto d'Italia molto meno. Questo è interessante perché è la grandine vista a livello mondiale e il nero, il marron scuro è solo da noi. Questa in una visione mondiale, la grandine è un fenomeno tipicamente del nord Italia, per dire che questa è una curiosità che vi può interessare, diciamo, fare di qualcosa sia solito negli Stati Uniti che hanno intornato. Gli strumenti, vabbè. Allora, per controllare il cambiamento climatico immagino che può servire, non si sa bene cosa può servire ad un utente, perché oramai tutti adoperano il cambiamento climatico. Quindi noi fermiamo il nostro lavoro ai dataset, forniamo di dataset, poi uno li usa per l'assicurazione, uno li usa per la bonifica, uno li usa per studiare, un altro li usa per l'ender. Tutti hanno i loro usi che sono anche molto strani, molto provocatori, molto interessanti anche questi. Per non parlare del mondo del credito, che è molto attento agli assessment creditizi delle aziende per il danno fisico, cioè uno assume un mutuo di 30, 40, 50 anni, un'azienda, e bisogna vedere dove si troverà questa azienda in quel momento. Quindi anche per il credito e per le assicurazioni è un tema non banale. Comunque servono in generale tre tipi di cose: sono i dati, sono gli indici sono dei dati sintetici, cioè vengono date delle visioni sintetiche magari non puntuali, e poi gli scenari, cioè avere i trend su cui costruire quelli che sono gli assessment, per esempio assicurativi, cioè la nuova polizza. Andiamo verso uno scenario per le assicurazioni che adesso richiede magari un maggior sviluppo delle parametriche o delle semiparametriche o delle polizze indice, non so se sono mondi con cui avete confidenza, cioè polizze che non guardano più il danno ma che guardano solo il superamento del parametro. Questa scelta da una parte va un po' contro l'interesse dei periti, perché a quel punto il perito non serve, perché non serve andare a guardare il danno, quindi c'è una grossa lobby dei periti che è contraria. Ma l'altra è perché, facendo una valutazione di carattere finanziario, riescono a governarla meglio statisticamente nel lungo periodo. Vabbè, se robe americane, poi sono cose che vanno bene in certi territori, in Italia con tutte le sue produzioni particolari di pregio e così via, difficilmente può adeguarsi alle parametriche che vanno bene nelle pianure dell'Ohio o più di là, per la verità. Però ci sono degli avvicinamenti a questa logica. Questa viene fatta usando una tecnologia che si chiama rianalisi, la sentirete nominare, per cui ve la accenno, insomma. La rianalisi è un sistema, che non si riesce a andare poi giù, è un sistema che vediamo se riesce, eccolo qua, insieme osservativo, che parte dalle osservazioni, cioè la meteorologia sono le osservazioni meteorologiche, cioè è la stazione meteorologica, quella è la meteorologia, è la stazione meteorologica. Il radar anche, che è un sensore remoto, ma è
affidabile, anche il satellite è sempre un sensore indiretto ma è affidabile. Poi il mondo dei modelli va tutto governato e quindi io dico l'insieme osservativo. Qui hai l'integrazione multisorgente, cioè tutti questi dati che ti arrivano nel mondo devono andare a centrare un punto che ti interessa e su quel punto tu devi mettere assieme il dato della stazione che è a 10 km, il dato del radar che è a 50 km, ma porta anche lì la visione satellitare, cioè devi poi andare a integrare questo multisorgente e lo fai attraverso l'intelligenza artificiale, insomma, che ci aiuta molto. Questa è la tecnologia, la rianalisi che è chiave insomma, in tutte le applicazioni perché deve poi su dataset che devono integrarsi con mondi molto complessi. Tutti i mondi industriali oggi sono molto complessi, tutti i nostri lavori sono molto complessi, quindi non è che puoi dargli col file Excel dei dati, devi avere un insieme di dati che sono fruibili nei più diversi contesti e nei più avanzati. In sostanza questa è la rianalisi, cioè la rianalisi è o analisi retrospettiva, troverete anche questo nome. Ecco, voi avete le stazioni e i sensori distribuiti sul territorio e una volta si diceva sì ma la stazione è qui, ma è lontana, bisogna che vediamo anche l'altra, eccetera. Oggi al mondo industriale, ai periti, non interessa dove sono le stazioni, quando passano i satelliti, se c'è il radar, se ci sono gli analisi, se c'è mio nonno, se c'è il parroco che ha messo sulla stazione che lui vuole un dato e la rianalisi è quella tecnologia che raccoglie tutti i dati e li restituisce su una griglia di 1 chilometro quadrato, che è quella che vedete sotto. Cioè, questo si trova ad avere il suo dato sulla sua azienda, sul suo punto, cioè su ogni chilometro quadrato, perché è stato raccolto il meglio dei diversi sensori che vanno poi per esempio il pluviometro va a tarare il dato del radar, perché il radar magari in quella zona per motivi vari sovrastima, allora il pluviometro riesce a riportare il dato nella concretezza, oppure succede il contrario, che non c'è il pluviometro ma il radar la copre. Ad ogni modo poi alla fine le aziende vogliono il dataset per chilometro, è un prodotto molto avanzato devo dire, che io vi propongo qui in questa sera, la Green Chat, per fare la rappresentazione della rianalisi. La rianalisi è quella immagine del territorio che vedete a sinistra, cioè voi avete una visione chiara di quello che succede intorno, ma vi interessa relativamente perché a voi interessa un punto e se tu aumenti gli ingrandimenti, questo è il quantilismo, sarà dipingendo facendo tutti i puntini, cioè ogni punto è vettoriale, cioè ogni punto ha poi il suo dato, tu puoi allontanarti, avere la visione d'insieme oppure scendere sempre più nel dettaglio e troverai anche il dato puntuale che ti interessa. Questi dataset di cui vi raccontavo hanno un passato, un temporale soprattutto in protezione civile, gestione di situazioni in tempo reale e i nowcasting sono un po' la stessa cosa e poi soprattutto le previsioni e gli scenari. Le previsioni sono le previsioni del tempo, quelle lasciamole perdere che tanto le guardate sul meteo.it per Vimeo, ARPA eccetera eccetera, le fanno anche abbastanza bene mi pare. Ma quello che facciamo noi è intanto un lavoro importante sul passato, perché il passato, no, diceva Steinbeck, non è altro che un altro presente in sostanza, quindi quando tu controlli e conosci bene quello che è successo e puoi farlo se hai i numeri, riesci anche a costruirti poi nelle previsioni gli stessi modelli, gli stessi algoritmi, perché sai che comunque sono successi, hanno tutti assestamenti, cioè la meteorologia o la climatologia più che altro deve partire da un passato adeguato per avere una sua credibilità, perché le proiezioni senza niente prima non hanno storia, una proiezione a storia c'è un trend che tu vedi almeno da 30 anni prima che poi riesci a continuare. Il tempo reale e attraverso i modelli gli scenari climatici, cioè ognuna di queste cose sarebbe poi per cose diverse. Le variabili sono quelle meteorologiche, lì non le guardiamo neanche, insomma, il vento, pioggia, umidità, le solite cose. Le applicazioni sono le più diverse per il mondo energetico, assicurativo, finanziario, agritech. Ci sono applicazioni
che a volte ci stupiscono, però sono interessanti, intriganti, poi se vengono richieste hanno, diciamo, una base, una sostanza. Diciamo che la madre poi di queste cose rimane sempre il mondo assicurativo, che è quello che alla fine va a scavare più a fondo. Gli indici, ve ne ho già detto, cioè se andiamo per superfici, andiamo ad individuare indici di rischio, come quello che avete visto prima della grandine. In effetti era un indice di rischio che dava alle zone a maggior rischio grandine, perché era sufficiente un'informazione di quel tipo. Alle riassicurazioni non serve il dato puntuale, serve il dato areale, anche nazionale, perché il problema loro non è l'evento che ha colpito per esempio la tempesta Daia, che ha battuto tutti gli alberi nelle Dolomiti. Il problema è che se c'è stata la tempesta Vaia in Veneto, devono essere sicuri che non ci sia anche in Romania, perché loro vivono su questi scenari, quindi ognuno ha bisogno poi delle sue cose particolari. Scenari, ecco, si sono sti dati, li adopero, come faccio? Esistono, sono accessibili, e quindi ovviamente vi faccio anche un po' di pubblicità, colgo l'occasione, e queste cose sono tutte disponibili attraverso delle piattaforme di supporti, delle tecniche di gestione del rischio, che sono poi legate alle diverse professionalità, perché ognuno poi sa, scusate che non mi trovo più, ognuno poi sa, non sempre per la verità, non sempre sa cosa gli serve, ma poi frequentando il mondo climatico capisce quello che c'è e quindi capisce anche quello che gli serve, perché siamo testimoni anche di questa cosa, che tanti non sanno cosa chiedere perché non conoscono le opzioni che hanno, e oggi in meteorologia le opzioni sono tante, insomma. Quindi hai un po' tutto sto scenario. Hai la possibilità di avere tutti questi dati in un'unica piattaforma. Vediamo qualche esempio. Ecco, i dati radar, forse questi li avete già visti anche voi, i dati dei radar, che si vedono le precipitazioni che si muovono, sono anche nei siti meteorologici, oppure tutti i dati delle stazioni meteorologiche, perché uno dice, ma a me il dato di adesso lo so qual è. Sì, lo sai qua a Venezia, ma se ti serve il dato di Agrigento, non è che puoi prendere l'aereo da Agrigento, quindi hai un controllo su tutto il territorio, abbiamo 10.000 punti di misura, per cui in tempo reale un dato misurato, non quello che compare nella app che dice qui adesso 26 gradi, c'è anche nel computer forse, ecco 26, no, non sono questi 26 gradi qui, no, non dico che siano sbagliati, ma sono i dati della stazione meteorologica di quel punto, che è un dato diverso, perché può esserci si chiama trigger assicurativo, cioè io ti pago se ci sono più di 15 metri al secondo di vento, non ti pago se sono 14,9, allora voi capite che sui 15 metri al secondo, insomma, è importante avere un dato che sia, queste robe si chiamano Gesimetro trigger, infatti trigger, vabbè, gli accumuli di neve e di pioggia, cioè dietro a questi dati che vi ho raccontato, quelli diventano per voi che siete dei professionisti, diventano dei prodotti, e i prodotti sono questi, insomma, voi li vedete già in forma di prodotto, e siete in grado di vederli. Questo è il tema dei fulmini, è un tema molto importante perché 5 minuti è quello finito, cioè, il tema dei fulmini sta diventando molto importante perché le perturbazioni intense, molto intense, i temporali molto intensi, sono oggi, una volta venivano analizzati con un sistema che si chiama nowcasting, cioè dei radar che dicevano dove si muovevano, ma si è scoperto che non andavano dove dice il radar, vanno dove vanno i fulmini, cioè i temporali intensi hanno davanti, cioè una supercella cosiddetta, un'attività ceraunica, si chiama quella dei fulmini, tanto per dirvi un nome particolare, un'attività ceraunica molto intensa che noi non vediamo perché è intra-cloud, è uno scambio di energia all'interno della nuvola. Poi ogni tanto qualcuno, uno ogni 1000, 1200 arriva anche al suolo, su quelli che vediamo. Un'attività molto intensa intra-cloud che è proprio ti dice esattamente dove sta andando e dietro a pochi chilometri c'è il temporale che arriva, quindi sono diventati importanti, insomma. È una nuova tecnologia. E poi tutta la parte previsionale, anche qui avere i dati per bacino, se il bacino è a rischio, qui c'è la gestione del rischio, ecco questo è il nostro cavallo di battaglia con i periti. In Italia tutte le mattine, tutte le assicurazioni, tutti i periti ricevono questa carta qui.
questa ha un pixel di 1 chilometro quadrato e di tutti i parametri meteorologici segna in rosso dove sono state superate la soglia. Ogni assicurazione ha le sue soglie, no? Non è che siano così lontane, ma sono anche diverse. E lui vede, non lo so, questa è pioggia intensa, a me ti ha piovuto più di 50 mm, dove c'è il rosso sì, no, non c'è il rosso no. Dopo ci può essere quello che è l'azienda che è al limite, ma insomma il 99,9% questo è tombale, diciamo, per le assicurazioni, perché ti dà ogni giorno l'idea di quello che ti è successo ieri, quindi tu sai che ti aspettavi il mucchio di denuncia da quella zona, perché c'è stato un vento forte, ti organizzi, il giro dei periti, eccetera, eccetera. Questo è un servizio che è il nostro cavallo di battaglia, insomma. E i metodi di report, ma qui adesso avete per tutte queste robe qui uno può ottenere un report, e niente, qui scorrendo che adopera questi servizi sono il Mose, ovviamente, sono le Generali, sono tutte le nostre prime clienti importanti, sono Allianz, altre cose, ma sempre diciamo di carattere agricolo. Qui abbiamo storici per le parametriche che vi accennavo, perché le parametriche vogliono solo un tratto meteo, ma deve essere un tratto meteo di alto profilo, perché è quello che risolve il contratto assicurativo. Quindi Europe Assistance, quelli che affittano per le vacanze, vi assicurano le vacanze, se piove, non piove, nelle varie località del mondo dove hanno qui abbiamo nell'agritech abbiamo soprattutto l'ISMEA è quello che fa i pagamenti in agricoltura, che gestisce tutto il tema del rischio con i nostri dati medio, del rischio per le aziende agricole. Conclusione, finalmente. Allora, ok, qui c'è il nostro sistema paese, è un sistema che non ha un servizio meteorologico, quindi diciamo che ce l'abbiamo messo noi con l'integrazione di dati, e noi auspichiamo quello che manca, anche quello che poi non è che lo abbiamo inventato noi, è scritto nei libri, l'integrazione tra il pubblico, il privato e l'università. Questo sarebbe il cerchio per cui il paese potrebbe avere un'aggregazione di valore diffusa, cioè con un buon sistema integrato, poi ognuno che svolge le proprie attività può portare il suo valore aggiunto sulle cose. Un settore può portare il suo valore aggiunto, un professionista può portare il suo valore aggiunto. Questi sono auspici dell'ultima ora. Qui per terminare c'è tutto questo che vi ho rappresentato, il mondo digitale, che è quello di destra, ma noi siamo convinti che poi la decisione e le scelte devono sempre essere operate con l'altra parte del cervello, che è quella analogica, cioè tutte queste vantaggi che abbiamo dalla tecnologia vanno usati, dicono i filosofi adesso, Florinis eccetera, come un'agenzia. Tu hai un'agenzia che ti dà servizi ed è l'intelligenza artificiale, tu li prendi e su questa adotti le decisioni. Io vi ringrazio.